Anche ad Agrigento la 25esima edizione della tradizionale campagna nazionale Spiagge e Fondali Puliti. Un importante gesto collettivo di volontariato ambientale che vede protagonisti centinaia di migliaia di cittadini grandi e piccoli, con il comune obiettivo di restituire a tutti costa e mare ripuliti da rifiuti abbandonati. Quest'anno l'iniziativa organizzata dal Circolo Rabat in collaborazione con gli uffici delle riserve naturali Macalubbe di Aragona e Grotte di Sant'Angelo Muxaro e vede protagonisti gli alunni degli istituti comprensivi Agrigento Centro ed Anna Frank di Agrigento. Abbiamo lavorato prima di questa giornata a scuola cercando di conoscere meglio l'ambiente spiaggia e il rapporto fondamentale come elemento di filtro e di congiunzione tra il mare e l'entroterra, ma era doveroso venire in spiaggia per constatare ed effettuare una giornata, diciamo, didattica a cielo aperto, dove loro possono toccare con mano, possibilmente senza distruggere ovviamente, e verificare il valore degli elementi che costituiscono la nostra spiaggia, che vanno oltre ovviamente la sabbia, soprattutto dare valore alla vegetazione e all'elemento dune. La campagna solitamente si occupa, appunto, lo dice il titolo stesso, spiagge e fondali puliti, però avendo coinvolto ragazzi della scuola primaria abbiamo voluto evitare di metterli a contatto e soprattutto metterli casomai in pericolo, perché purtroppo sulle spiagge si trova di tutto. Cosa hai imparato da questa giornata? Molte cose, a rispettare l'ambiente, anche a non sporcare con i rifiuti. E poi abbiamo imparato anche a mantenere le spiagge pulite. Speriamo che si risolva questa questione dell'inquinamento, dei rifiuti, speriamo che si risolva. Cosa porterai a casa da questa esperienza? A me è piaciuto molto che mentre imparavamo giocavamo.